vittime della strada in poche ore in mattinata. Il 62enne di Chioggia, morto a Codevigo. Il suo scooter si è prima scontrato con un'auto, poi è finito addosso a una seconda vettura. A Valeggio, morto sempre in moto, un 18enne. Inseguito e picchiato da 3 uomini armati di bastoni e coltelli fino al cancello della caserma dei Carabinieri di Bassano del Grappa. Vittima un nordafricano 40enne. Scattano le denunce. L'addio ad Alessandro Bandarin Tro, il 17enne morto dopo essere caduto da un terrazzo a Corfù. Nella chiesa della Madonna Dolorata, l'ultimo saluto della famiglia e degli amici. Disinfestazione straordinaria contro la zanzara tigre nel cuore di Rovigo dopo la segnalazione di un presunto caso di febbre da chikungunya, nota anche come la febbre spaccaossa. In 700 a Villa Margherita, Treviso, per l'avvio della campagna elettorale per la presidenza della regione del candidato del centro-sinistra Manildo. Tosi invece a Pedavena. Lavoratori e fisco, l'ultima indagine della CGA di Mestre analizza il rapporto con le tasse di dipendenti e partite IVA. In 9 casi su 10 sono nascoste. Domani il 32esimo raduno dei trevisani nel mondo, dalle 10 in diretta su Antenna 3 la messa celebrata sulla piana del Cansiglio. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Il sabato nero sulle strade del Veneto in apertura dell'edizione regionale dei nostri telegiornali. L'ultima tragedia in ordine di tempo, metà pomeriggio a Valeggio sul Mincio, nella frazione di Santa Lucia dei Monti, al confine con Somma Campania, dove un ragazzo di soli 18 anni è morto dopo essersi scontrato con il suo motociclo contro un'auto. Si tratta di un giovane residente a Villafranca. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15:30 sul posto ambulanze ed elicottero del 118, ma per il giovane non c'era niente da fare. Per i rilievi del caso si trova sul posto la polizia stradale. Si tratta del secondo motociclista vittima di una tragedia sulle strade della provincia di Verona in poco più di 24 ore. E c'è stato un tragico incidente stradale anche in provincia di Padova a Conche di Codevigo, poco dopo le 11 del mattino, quando un 62enne residente a Chioggia è morto. Il suo scooter è finito contro un'auto dove viaggiava anche una bambina di neppure un anno. Ci aggiorna la nostra Chiara Gaiani. I segni sull'asfalto sono ben visibili come i resti dello scooter sparsi in questo tratto di via Argine Sinistro Brenta, Conche di Codevigo. Erano passate da poco le 11 quando Romano Boscolo Contadin, 62 anni, in sella al suo scooter, è finito contro questa Nissan Micra che da Padova stava svoltando a sinistra, diretta verso la strada Romea. Un impatto violentissimo con il 62enne che, dopo essere stato sbalzato, è finito con la sua 2 ruote contro la fiancata dell'auto che seguiva la Nissan, dove viaggiavano una coppia di turisti cechi. I soccorsi sono stati immediati. Lungo questa strada arginale è atterrato anche l'elicottero del SUEM 118, ma per il 62enne che viveva a Chioggia non c'era già più nulla da fare. A bordo della Nissan Micra c'erano 4 persone, tutte donne, una bambina piccola di neppure un anno che è stata portata con la mamma in pronto soccorso all'ospedale a Padova. La strada arginale è stata chiusa e subito sono iniziati rilievi condotti per circa 3 ore dagli agenti della Polizia Stradale di Piove di Sacco, tutte della provincia di Padova, le donne a bordo della Micra. La bambina coinvolta è stata portata in pediatria per accertamenti. Sotto shock anche i turisti cechi rimasti coinvolti. Cosa sia accaduto saranno le indagini a stabilirlo. Nel frattempo i mezzi coinvolti sono stati sottoposti al sequestro. Scene da Far West a Bassano del Grappa, dove un nordafricano 40enne è stato inseguito e picchiato da 3 uomini armati di bastoni e coltelli fino alla caserma dei Carabinieri. Sono scattate naturalmente le denunce. Inseguito in centro storico da uomini armati di bastoni e coltelli, picchiato e aggredito ripetutamente, riesce infine a raggiungere la caserma dei Carabinieri e viene salvato in extremis. È accaduto qualche notte fa a Bassano, dove ancora una volta la città è teatro di inseguimenti, risse e aggressioni. La vittima stavolta è un 40enne marocchino residente a Colceresa, ma di fatto senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, che è stato coinvolto in un litigio con alcuni connazionali in centro.
Le cose sono precipitate quando l'uomo è stato aggredito dai suoi rivali armati di bastoni e coltelli e quindi inseguito fino a quando è imboccato via San Gerolamo Emiliani, dove ha sede il comando dei carabinieri. Qui i militari presenti in caserma si sono accorti di quanto stava accadendo e l'hanno soccorso, mentre gli altri marocchini si davano alla fuga. Portato in ospedale, il quarantenne è stato dimesso con una prognosi di 1 mese per le gravi lesioni riportate. Subito sono partite le indagini e le videocamere di sorveglianza della città e del comando sono state passate al setaccio, permettendo all'Arma di identificare i responsabili dell'aggressione e di scoprire che solo qualche ora prima lo stesso gruppetto era stato protagonista di un litigio culminato in un lancio di bottiglie di vetro, sempre in centro storico. Una volta raccolto il materiale, i carabinieri hanno denunciato a piede libero 3 marocchini per minaccia aggravata, porto abusivo d'armi e lesioni aggravate. Questo ennesimo episodio accende nuovamente i riflettori sulla situazione della sicurezza in centro e nei quartieri, dove si moltiplicano le risse, gli alterchi, i ferimenti in un'escalation che sta spaventando i bassanesi. Ha appena 19 anni, ma una serie di precedenti di tutto rispetto. Il giovane tunisino arrestato dalla polizia a Padova, condannato per 3 rapine messe a segno ancora minorenne ai danni di coetanei e di alcune donne. Il giovane era ricercato dopo che a marzo era fuggito dal centro per il rimpatrio di Gorizia. In carcere adesso è finito anche perché è accusato di altre 4 rapine, 2 ai danni di ragazze con l'uso dello spray al peperoncino e una di una mamma che stava passeggiando in città con la figlia di 2 mesi in carrozzina. È accusato anche di violenza sessuale con altre 2 persone ai danni di una ragazza, violenza commessa in uno stabile dismesso dell'aeroporto Allegri dove aveva trovato rifugio e dove la polizia lo ha rintracciato e fermato. Fallito assalto a un bancomat la notte scorsa a Villafranca Padovana. Erano le 2 passate da pochi minuti quando i banditi sono entrati in azione. Dopo aver oscurato le telecamere di videosorveglianza, i malviventi hanno tentato di forzare la fessura dell'erogatore dei contanti dello sportello ATM, ma a quel punto si è attivato il sistema di allarme fumogeno che li ha messi in fuga. I ladri sono stati visti allontanarsi a bordo di un'auto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri delle stazioni di Limena e Sarmeola di Rubano. Sempre nel Padovano, a Padova città, l'addio ad Alessandro Bandarin Troi, il 17enne morto precipitando da un balcone a Corfù. È il sole dopo una nottata di pioggia ad accogliere l'ultimo viaggio di Alessandro Bandarin Troi, una bara semplicissima coperta da fiori bianchi. Nel sagrato della chiesa della Madonna Incoronata, alla spicciolata arrivano la mamma del 17enne e il papà. Ad attenderli tantissime persone e soprattutto tanti amici di Alessandro, i compagni del canottaggio e quelli del liceo Tito Livio, gli stessi con cui era in vacanza a Corfù in Grecia quando è caduto dal terrazzo da circa 7 metri. Un dolore che si respira palpabile nei singhiozzi soffocati, nei vestiti neri, negli occhi lucidi delle tante persone presenti che la Chiesa non riesce a contenere. Tra gli altri, a nome del comune, l'assessore Cristina Piva. Oggi portiamo Alessandro a Dio il saluto di Don Gian Romano Agnesotto, il parroco della Madonna Incoronata, che nella sua omelia ricorda il giovane appassionato della vita e, citando la filosofia, altra passione di Alessandro con il canottaggio, affida il 17enne a Dio che è padre e madre e gli dice: non temere, io sono con te. Dopo la benedizione con l'acqua e l'incenso, la bara di Alessandro ritorna nel sagrato, travolta dall'affetto che diventa strazio, nelle lacrime incontenibili della sua famiglia, sorretta dall'abbraccio collettivo che negli occhi degli adolescenti è una ricerca di senso senza riuscire a trovare un perché. Ed ecco allora che il silenzio che avvolge la piazza diventa parole, quelle scritte dagli amici di Alessandro con il pennarello sui palloncini bianchi e blu che, ultimo saluto, vengono lanciati nel cielo verso l'infinito.
Da Padova a Rovigo, dove è scattata nelle ultime ore una disinfestazione straordinaria contro la zanzara tigre dopo la segnalazione di un presunto caso di febbre da chikungunya, nota anche come la febbre spaccaossa. La persona colpita, residente in Emilia-Romagna, avrebbe soggiornato per un periodo rilevante nel centro della città, in particolare nelle zone circostanti il conservatorio Francesco Venezze. Al lavoro gli operatori dell'azienda ULSS 5 Polesana, che ha attivato la procedura in coordinamento con il comune. Scattata la disinfestazione che mira a ridurre la presenza delle zanzare Aedes albopictus, potenziali trasmettitrici del virus. Il virus, va ricordato, non si trasmette da persona a persona, ma solo attraverso la puntura di vettori infetti. La pagina della politica, partiamo da Giovanni Manildo, che questa mattina si è presentato nella sua Treviso, lanciando di fatto la propria campagna elettorale. Lo ha fatto davanti a circa 700 persone. Ci sono un sacco di persone che mi chiamano e mi dicono delle cose che vorrebbero per il Veneto, da chi ha preoccupazioni per la nonna, per gli anziani, chi ha preoccupazioni per l'azienda, chi ha preoccupazioni per il lavoro. Ecco, è un'empatia che cresce anche in modo concreto e costruttivo, non è solo un appoggio a un'avventura, ma è anche la voglia di partecipare alla costruzione di un programma e di un dialogo. Un entusiasmo palpabile, quello intorno al candidato Giovanni Manildo, che ha aperto la campagna trevigiana al Parco degli Alberi Parlanti di Villa Margherita davanti ad oltre 700 persone, molte delle quali giovani, che lo aiuteranno nella rincorsa al posto di presidente della Regione Veneto, quella del dopo Zaia. Al centro dello slogan Creare futuro ci sono sanità, lavoro, giovani, scuola, impresa, ma anche tutela dell'ambiente, del territorio, temi con i quali è discusso anche con la segretaria nazionale del PD Elly Schlein a Marcon. Una ragazza che veramente ti fa sentire una di noi, temi molto concreti, sul Veneto molto centrata, abbiamo avuto un dialogo in questi giorni molto propositivo, abbiamo parlato di diritto alla salute universale, di mobilità, di trasporti, di una necessità di una politica industriale vera, di cercare di affrontare in modo costruttivo il costo dell'energia, abbiamo parlato di dazi, insomma non è stato soltanto emozione ed empatia, è stata anche un bel dialogo costruttivo su un programma che sono certo possa fare il Veneto migliore. Sul palco con lui Tommaso e Matilde, due studenti universitari ad aprire i discorsi, e poi la chiusura con la canzone di Vecchioni, Sogna ragazzo, sogna, perché mai come questa volta potrebbe essere la volta buona. Sogna ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo... Manildo a Treviso, Flavio Tosi per Forza Italia a Pedavena nel Bellunese. Arriva in ritardo rispetto alla tabella di marcia per una serie di code e rallentamenti causati dai cantieri in Valsugane. Quando scende dall'auto, Flavio Tosi, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia, non può non segnalare che la risoluzione del tema infrastrutturale nel Veneto, in provincia di Belluno, deve essere questione primaria da portare anche al tavolo dei programmi per le prossime regionali. L'appuntamento con le urne non è ancora stato fissato, 16 o 23 novembre le date più probabili, ma prima nel centrodestra c'è da uscire dalla trattativa in corso a Roma. C'è ancora una riunione la settimana prossima fra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Secondo me non si arriverà alla conclusione, perché mentre il centrosinistra ha già il candidato Manildo, perché con tutto rispetto ma perdono, il centrodestra invece vince per certo, e quindi la scelta del candidato è poi quello che deve anche vincere. Al tavolo si sa, i nomi sono quelli di Luca De Carlo o di Raffaele Speranzon per Fratelli d'Italia, Alberto Stefani per la Lega e appunto di Flavio Tosi per Forza Italia. La settimana prossima non verrà ancora presa una decisione e si andrà a settembre, quindi si vota a fine novembre, considerando che bisogna trovare un equilibrio fra 6 regioni che vanno al voto, tra il Comune di Venezia che va al voto l'anno dopo, Padova, Verona e Belluno votano l'anno dopo ancora, e quindi ci sarà una trattativa che dovrà trovare lo spazio. Preponderante per il partito di Giorgia Meloni, che è il primo della coalizione in termini numerici. Ci sarà qualche posto anche per Forza Italia e per la Lega. Speriamo che il Veneto tocchi a noi, però ripeto, anche se non toccasse a noi faremo una bella campagna elettorale e correremo per il candidato che sceglierà la coalizione. Una corsa politica che gli azzurri stanno condividendo con i territori, e in questo senso Valletta, la storica modifica dello Statuto di Forza Italia, una riforma voluta dal leader Antonio Tajani, che gode del pieno appoggio della famiglia Berlusconi e che amplia il processo democratico di apertura della base del partito, già iniziato con i congressi provinciali, comunali e di circoscrizione. Io quando mi sono insediato come coordinatore
regionale, avevamo 400 tessere in Veneto, oggi ne abbiamo più di 8.000, quindi vuol dire che è un partito in crescita costante, lo dicono anche i numeri elettorali, e con sempre più radicamento, sindaci, amministratori locali, amministratori civici, imprenditori. È un partito che sta tornando a essere quello che era, cioè un punto di riferimento vero, serio, credibile anche per il Veneto. Dalla politica all'economia il passo è breve, di lavoratori e fisco si occupa l'ultima indagine della CGA di Mestre. Il diverso rapporto con le tasse tra partite IVA e lavoratori dipendenti sotto la lente di ingrandimento dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Se le prime devono aprire il portafoglio e pagarle, i secondi subiscono il prelievo direttamente alla fonte. In oltre 9 casi su 10 le tasse e i contributi pagati dalle famiglie dei lavoratori dipendenti del Veneto vengono prelevati alla fonte e trattenuti direttamente dal lordo della busta paga, come IRPEF e contributi previdenziali o inclusi negli acquisti di beni e servizi, come l'IVA, le accise, il canone RAI, l'imposta sulla RC auto, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Secondo il calcolo della CGA, in Veneto una famiglia media composta da 2 genitori con lavoro dipendente ed un figlio a carico paga poco più di 20.000 euro di tasse all'anno, 19.500 dei quali attraverso trattenute alla fonte o nascoste nei vari acquisti. Pertanto la coppia presa in esame deve estrarre fisicamente dal portafoglio poco meno di 640 euro l'anno di tasse, volo auto e Tari, che ha un'incidenza sul totale praticamente irrisoria al 3,2%. Ben diverso quanto accade per i lavoratori autonomi, che sono chiamati a pagare direttamente gran parte del loro carico fiscale, cosa che determina nel popolo delle partite IVA un'insofferenza nei confronti delle tasse molto superiore a quella manifestata dai dipendenti. E questo lo si avverte soprattutto nel Veneto, che da sempre è una terra di piccoli imprenditori e partite IVA. Di una cosa comunque tutti sono d'accordo: in Italia la pressione fiscale è eccessiva. Se per ottenere una visita specialistica in tempi brevi siamo costretti a rivolgerci alla sanità privata, se in auto siamo sempre in coda a causa delle carenze delle infrastrutture, o se per avere una sentenza dalla giustizia civile dobbiamo attendere mediamente 6 anni, significa che in relazione a quanto paghiamo abbiamo un grave problema di efficienza della macchina pubblica. Certo, prosegue la CGA, l'evasione fiscale è un grande problema nel nostro paese e va combattuta, ma non basta. Con più soldi a disposizione le cose migliorerebbero senz'altro. Tuttavia, ciò da solo non sarebbe sufficiente. L'IRPEF incide sulle entrate fiscali solo per il 30%, questo vuol dire che sul restante 70% la possibilità di evadere può essere imputata a tutti i contribuenti, che in Veneto sono 3.600.000, dei quali 3.400.000 tra dipendenti e pensionati, 146.000 lavoratori autonomi, altri 191.500 sono percettori di altri redditi, affitti, terreni, eccetera. A livello provinciale l'area che ne conta di più è Verona, seguono Padova e poi Treviso, che con oltre 674.000 contribuenti, di cui oltre 25.000 autonomi, si piazza al terzo posto. La guerra in Palestina e la gravità della situazione della popolazione a Gaza, dalle comunità cristiane di Treviso un rosario per la pace, quello organizzato per domani sera alle 21 dagli uffici diocesani di pastorale sociale, che hanno inviato una lettera a tutti i sacerdoti, e prendendo spunto dalla proposta di suonare le campane per rompere il silenzio, la diocesi propone di suonarle per chiamare alla preghiera con la preghiera più popolare, il rosario, attualizzata alla situazione che stiamo vivendo con spunti dalle dichiarazioni di Papa Leone, del patriarca Pizzaballa, del cardinale Zuppi, del rabbino di Bologna da Paz. Domani sera, domenica 27 luglio alle 21, quindi i fedeli sono invitati a pregare sotto il portico della cattedrale di Treviso, in Duomo a Castelfranco Veneto, ma anche in molte altre parrocchie che stanno organizzando la recita del rosario, preceduta proprio dal suono delle campane. Ritorniamo a Bassano del Grappa, dove è iniziato oggi il campo scuola alpino. Bandiera nel cortile dell'ex caserma Montegrappa, uno dei simboli dell'alpinità bassanese, prende ufficialmente il via la quinta edizione del campo scuola alpino, rivolto a giovani tra i 17 e i 24 anni che arrivano da tutta Italia. Quest'anno massiccia la partecipazione, che vede impegnati 52 tra ragazze e ragazzi che per 2 settimane saranno impegnati in varie attività alla scoperta dei luoghi e della storia dove si combatté la Grande Guerra, ma soprattutto della bellezza della condivisione. Sono anche abbastanza orgogliosamente
veramente emozionato, perché vuol dire che stiamo lavorando bene nel territorio della sezione. Il fatto che metà dei giovani che sono qui siano proprio del territorio nostro vuol dire che la sezione è presente, è viva e sa trasmettere segnali importanti e valori ancora più importanti. Un campo impegnativo, un campo che quest'anno ci vede praticamente impegnati in un'escursione di una settimana intera, e affronteremo questa escursione partendo da Cavaso del Tomba, Monte Tomba, saliremo su Cima Grappa, passeremo per Enego, faremo il Castello di San Marco e poi con varie attività ancora sul territorio, per poi concludere a Gaglio e rientrare finalmente di nuovo qua. Non mancherà la fatica, non mancherà qualche momento di sconforto, ma insieme, ne sono convinti gli organizzatori, potranno superare tutto. L'anno scorso avevo già partecipato qui a Bassano e è stata un'esperienza indimenticabile che mi ha segnato tanto, e quindi ho deciso di tornare qui e rivivere la stessa esperienza. Cos'è che ti ha allettato di questa sfida? Dormire in tenda, non l'ho mai fatto, quindi potrebbe essere una bella esperienza, magari da riproporre. La consiglio molto a tutti gli ascoltatori. Ma ti piacerebbe seguire come anche occupazione, come lavoro, il mondo militare? Sì. Mi ha catturato soprattutto la conoscenza in ambito tecnico e culturale, ma anche della natura, delle nostre montagne, ma anche in generale la passione che hanno i volontari che offrono le loro vacanze, i loro giorni per questo campo, sì. Questo mi ha colpito soprattutto. L'augurio che faccio loro è quella di vivere completamente, proprio immergersi completamente in questa che sarà una straordinaria esperienza. Domani mattina grande appuntamento su Antenna 3. Sì, è un'emozione, tornare nel nostro Veneto è sempre un'emozione, perché noi altri parliamo Veneto perché siamo abituati a parlare Veneto da sempre. 122 sezioni con oltre 8.000 iscritti. Sono questi i numeri dell'Associazione Trevisani nel Mondo, che con il prossimo anno taglierà il traguardo dei 50 anni di attività, che ha seguito nel tempo i cambiamenti delle migrazioni, diventando non solo supporto a chi è andato a catar fortuna, soprattutto nel secondo dopoguerra, ma anche chi oggi lascia il nostro paese per altre opportunità economiche e professionali più gratificanti. E i dati della Fondazione Nord-Est parlano chiaro. Dal 2011 al 2024 sono oltre 11.000 i giovani tra i 18 e i 34 anni che si sono cancellati dalle anagrafi del Triveneto, in gran parte laureati. In particolare nella Marca, dove il 60% degli emigranti, dopo aver studiato negli Atenei, ha deciso di farsi una vita prevalentemente nel Regno Unito o nelle Americhe. A loro guarda il nuovo impegno dell'associazione. Ecco, se questi giovani tra qualche anno ritorneranno, credo che succederà quello che è avvenuto in passato. Riporteranno al loro rientro delle esperienze positive, delle esperienze interessanti che potranno mettere a frutto nella loro terra. Mantenere quindi un legame con chi ha creato, sta mantenendo una piccola Marca trevigiana in ogni continente, che puntualmente l'ultima domenica di luglio sfida in Cansiglio, dimostrando fisicamente l'amore per la propria terra d'origine. Domani avremo come ospiti i rappresentanti dell'ultima sezione nata, che celebra domani il primo anniversario, ma è una sezione che non è nata in Italia, è nata in Brasile ed è fatta da discendenti di terza e di seconda generazione degli emigranti storici. Loro sono orgogliosi di essere discendenti di emigranti trevigiani. Il portare avanti quindi i valori e i principi della trevisanità delle persone che hanno lasciato la loro terra, per loro è una cosa fondamentale. Ecco perché domani si rinnoverà lo sfilamento degli stendardi delle diverse sezioni, insieme con i labari dei comuni, della provincia di Treviso e della regione del Veneto, in un legame indissolubile che sono le radici trevisane. Una manifestazione che Antenna 3 trasmetterà in diretta dalle 10:30, rinnovando il legame anche con i trevisani sparsi nel mondo, che potranno seguirla in streaming, prima con lo sfilamento, poi con la Santa Messa, nuovamente presieduta dal Vescovo di Vittorio Veneto, dopo quella dello scorso anno celebrata da Monsignor Corrado Pizziolo. Noi abbiamo la consuetudine che ci sia una alternanza tra il Vescovo di Treviso e il Vescovo di Vittorio Veneto, perché le sezioni della nostra provincia ricadono in due diverse diocesi. Quest'anno abbiamo riproposto ancora la diocesi di Vittorio Veneto perché c'è il nuovo Vescovo, e sarà lui appunto che domani, assieme ad altri sacerdoti che celebrerà la messa. Dal Veneto è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.